colleghiamo con Rio de Janeiro, mi sembra, vedendo lo sfondo. Sentiamo chi abbiamo in linea. Aquela Oro! Toninho! Par dessa sulle Torreselle! Aquela Oro! Non mi vedi inquadrato! Grazie! Ciao a tutti! Grande, grande a tutti! Ciao, sono Toninho Carinho do Souza Prado Cardoso do Rinascimento do Ambarabassa se com contra Chiveta su Cubò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, si può sapere che cazzo fa, non lo so. Grande, ciao a tutti! Ciao Vescio! Ciao Vescio! Chi sei alla fine? Hai un rapporto di Allora, parentela con il nostro portiere, vero? Sì, allora so cugino insanguinato, diciamo, cioè la sorella di mia mamma l'ha sposata un fratello del suo cugino che l'ha fatto la cresima con sua sorella praticamente, che la gana pulitura secco proprio attaccavi secca, lei era quella che aveva l'alfa sud gialla, no verde, gialla, de Sosia de Rafael. Oh! Aspetta! Parentela stretta. Perché adesso la sa separato, quindi adesso non capisco più se sono Guarda le veramente spiagge così. di Copacabana, di Ipanema, ti invidiamo davvero. Grazie. Lì è mezzogiorno tra che ore l'altro, sono? le 21, sono Che sì, ho appena fatto sprizzato, qua che siamo sprizzato, sì. No, dico, però in realtà non sono mia proprio di Rio, adesso mi sono trasferito, ma in realtà mi sono di Bahia. Lei è un paese bello, tutto contento, ma siete che stai sulle balle e ti dice Bahia. Allora. Beppe Bifi! Grazie, E ciao, i suoi bello. parrucconi! Grazie! Allora, tra pochissimo, il nome Toninho, possiamo chiamare Toninho. È vero Toninho che sai imitare anche Piero Centomo che è qui in studio stasera? Sì, signore mio, sono Piero Centomo che sta cagando. Grazie. Magari ci spiegherai chi è il tuo parrucchiere, perché insomma con quella chioma lì... I petardi, guarda. Lo sai che Romano Mattei è stato un grande allenatore? Ma anche un calciatore, mi ricordo, ha giocato nel grande Brasile di Didi, Vavá, Pelé, Mattei, che lo chiamavano però il Buganza, mi ricordo. E invece dopo nel Flaminero lo chiamava Mattei detto Batola. Detto Batola perché in campo dava le direzioni, dava tutto, tu gioca di qua, tu gioca da un lato di destra, tu di sinistra. Marandela invece lo chiamavano nel grande Brasile di Didi, Vavá, Mattei. Questo cugino di Rafael, e magari ci racconti del passato di Rafael da bambino, insomma, avrà sicuramente qualche storia da raccontare. A me cugina. Allora, detto questa. Siamo nell'intervallo. Questa è la mia cugina, non la cugina di Centomo, non le cugine di Centomo, questa è la mia cugina bella. Scherzo, Allora, Piero. Stiamo giocando effettivamente bene, speriamo di non stancarsi e di riuscire a... che non arriviamo a metà Molto corsa, tecnico. paghiamo più banane. Molto tecnico. che ha tolto Nielsen e ha inserito Martinho, un altro connazionale del nostro brasiliano Dario, vero? Sì, Toninho. Certamente Martinho, me lo ricordo benissimo, Martinho. Conosci anche lui? E certamente conosco tutti fin Senti, da ma quando... Rafael quando era in Brasile da bambino, insomma, che ragazzino era? Raccontaci qualcosa. Era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, cantava Help Take It to Rai o Lady Yesterday. Dopo che arriva la lettera mi regala la chitarra e allora è partito per l'Hellas di Verona. Ma è vero che Rafael russa, perché insomma, quando si va in ritiro, corre voci che Rafael russi, ma anche da bambino russava. No, lui, ho dormito con lui respira piano per non fare rumore, si addormenta di sera e si risveglia col sole, capito? Cioè, è un po' così lui, tu capito? E di carattere com'è? Di carattere diventa rosso se qualcuno lo guarda, si veste svogliatamente, non mette mai niente per far attirare attenzione, capito? Così, tutto un po'. Lei è uno che cammina per strada mangiando una mela, e tu capisci, per dire, lei è uno così. E quando è partito per l'Italia, tu cosa gli hai detto? No, lui l'ha detto, voglio andare a vivere a Somma Campagna.
Ho capito, l'ha detto così. E quando lui gioca una bella partita? Ah, che dico, sei grande come te, veramente non è nessuno. Lui mi ha detto, mi sono io vagabondo che sono io. Ho capito? L'ha detto Ma così. quando hai provato a farlo rimanere in Brasile? Sì, ho detto, scusa un attimo, un bimbo che ne sa? Ho detto, ma un bimbo che ne sa? Sempre azzurro non può essere letale. Ho detto, sta qua, sta a casa, invece lo duro. E lui cosa ha risposto? L'ha detto, no, va via, io voglio andare a vivere a sua campagna. Allora è andato. Tu capisci? Andrà mai a Montemolin. Presenza straordinaria che è Anna Cavallaro, vincitrice recentissima, oltre che di un titolo di laureata, anche della Coppa del Mondo di volteggio a cavallo. Ciao a tutti, grazie. Tra l'altro un cognome, uno sport, cavallaro, dico, no, però al di là... Era predestinata, no, era una predestinata, ma la curiosità quindi è diciamo, danza, un po' ginnastica artistica, ma il cavallo ha le scarpette in i soccoli da danza? No, è sempre comunque ben curato. Con i tortellini, con i buonissimi tortellini avesani portati dal nostro Remigio Marchesini, accompagnati da un buonissimo vino. Insomma, il vino non può mancare, con un preziosissimo Lugana Santa Cristina di Zenato portato dal nostro tifoso Kevin e da un buonissimo Valpolicella Classico Vantini portato da un altro nostro caro amico Gigi Ferretti. Quindi grazie. Eccolo qua, volevo così aggiungere ai ringraziamenti che oltre, ecco qua la mia cugina, volevo aggiungere ai ringraziamenti che oltre ai tortellini e al vino, il formaggio l'ho offerto dal mio amico che è quel del formaio. Ecco, ciao. Ciao, sono Toninho Carino di Sousa Prado Cardoso do Rinascimento do Ambarabassa e con 3 civette su Cobò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, si può sapere che cazzo fa, non lo so. Ciao bello, ciao Bessi.